Oggi siamo nel comune di Misilmeri, provincia di Palermo, esattamente all'interno della Chiesa Madre, e questa luce è luce naturale, quindi usciamo fuori e ci illuminiamo di questa meravigliosa città. Vi stiamo raccontando in queste settimane le eccellenze siciliane, i prodotti, i grandi personaggi e i grandi imprenditori, ma vogliamo parlare di vini dell'Etna, perché la nostra meravigliosa montagna, patrimonio dell'UNESCO, produce dei vini straordinari che poi vengono apprezzati non solo in Sicilia, non solo in Italia, ma in tutto il resto del mondo, Assessore. Sì, la viticoltura etnea ormai è un settore veramente importante. È un settore attrattivo anche di investimenti, di operatori, di imprenditori di altre zone d'Italia che hanno riscoperto e hanno scoperto l'Etna. Da che il vino dell'Etna era un vino di scarso valore, grazie all'apporto anche soprattutto degli imprenditori, dei viticoltori, ma anche degli enologi, di coloro che hanno saputo fare il vino, hanno valorizzato fortemente questo prodotto, che è un prodotto che viene associato al brand dell'Etna. Etna e vini dell'Etna è un binomio assolutamente eccezionale, per cui oggi c'è una richiesta veramente importante. Quindi da parte dell'assessorato c'è stato un sostegno a questo sviluppo. Oggi i terreni dell'Etna sono terreni che valgono, che hanno un valore veramente elevato, e c'è un continuo investimento in questo settore, per cui questi prodotti vengono esportati in tutte le parti del mondo. D'altra parte va detto, la DOC Etna è un marchio vincente. Lei diceva giustamente il binomio imprenditori Etna, vino dell'Etna è un binomio che è un po' un vessillo della Sicilia che funziona in giro per tutto il resto del mondo, e anche da questo punto di vista le iniziative dell'assessorato sono iniziative mirate a dare un sostegno agli imprenditori e mirato soprattutto a fare in modo che quegli ettari di antichi terreni vocati al vino, che erano stati totalmente abbandonati, basta pensare un po' di decenni fa in che condizioni erano molti ettari dell'Etna, oggi sono ritornati nel vero senso della parola a fiorire. Oggi l'Etna è anche bella da guardare per questo. Beh, sicuramente c'è stata anche una riscoperta dei vitigni autoctoni, cioè di vitigni che erano stati abbandonati, e grazie alla ricerca stiamo introducendo, stiamo riscoprendo dei vitigni che danno dei vini eccezionali, che abbinati alle caratteristiche di un terreno vulcanico fanno del vino dell'Etna un vino molto particolare. Lo sviluppo ancora non si è concluso, ci saranno ulteriori iniziative affinché il vino dell'Etna possa conquistare i mercati del mondo. E noi siamo assolutamente convinti che anche questi vitigni reliquie che vi abbiamo raccontato tante volte a Isola Verde, possano diventare un altro volano per il nostro vino siciliano in giro per il mondo. Assessore, grazie sempre per la sua partecipazione e per i suoi racconti così puntuali, così interessanti. Il racconto di Isola Verde continua. Sono col dottor Rizzolo, sindaco di Misilmeri. Vedo una città in fermento. Buongiorno a tutti. Misilmeri, siamo a 150 metri sopra il livello del mare. È una città a attrazione agricola, dove appunto parliamo del Diospiros Festival del Cachi di Misilmeri, dove l'agricoltura è ben diffusa qua a Misilmeri. Uno dei prodotti fondamentali che l'amministrazione sta portando avanti è appunto il cachi, il cosiddetto Diospiros, il loto.
un prodotto eccezionale, un prodotto che nasce a Misilmeri, viene portato a Misilmeri da un francescano che è Cupani che è nato a Mirto. Noi abbiamo avuto anche già un gemellaggio con la città di Mirto. Perché? Perché Cupani è stato colui che ha fondato l'orto botanico a Misilmeri. Il più grande orto botanico d'Europa è nato a Misilmeri. Parliamo a ridosso, alle spalle della chiesa delle Anime Sante. Certo, ormai ci sono residui perché poi il tutto è stato portato nella città di Palermo. Ma esatto, c'è una bellissima notizia, già c'è un progetto esecutivo ed cantierabile per riprendere ciò che è rimasto dell'orto botanico. Quindi l'obiettivo del sindaco di Misilmeri qual è? Collegare, fare sinergia tra i prodotti locali, la enogastronomia e il turismo. Questa è la cosa fondamentale. Noi alle spalle abbiamo il castello dell'Emiro, che è un castello normanno, ma abbiamo una bellissima valle. Noi a ridosso della città di Misilmeri, la quarta città più grossa della provincia di Palermo, abbiamo la valle dell'Eleuterio. Il fiume Eleuterio, un fiume importante per quanto riguarda appunto i paesi che vanno da Ficuzza, al Bosco Ficuzza intendiamo da Corleone, e scende verso Marineo, Misilmeri per andare a sfociare a Ficarazzi. Noi stiamo valorizzando anche il fiume Eleuterio perché per noi è anche turismo, come ho detto poc'anzi, attraverso il cosiddetto contratto fiume. Ma devo dire grazie alle istituzioni regionali, europee. Perché? Perché hanno permesso al sindaco di Misilmeri, ma a tanti sindaci siciliani, di valorizzare i propri prodotti locali. Noi non abbiamo soltanto il cachi a Misilmeri, stiamo iniziando col cachi, infatti c'è anche un progetto di IGP. Abbiamo presentato un progetto di IGP del cachi perché vogliamo valorizzare come il loto misilmerese per eccellenza. Noi siamo il paese dove è nato Rocco Chinnici. Rocco Chinnici è stato il giudice ucciso dalla mafia, è stato colui che ha creato il pool antimafia, dove sono nati giudici di eccellenza come Falcone, Borsellino, Peppino Di Lello, De Francisci, Guarnotta, tante eccellenze anche nel campo della legalità, della legge. Ringrazio io le istituzioni che ci permettono, in questo caso ringrazio l'assessorato all'agricoltura che ci ha permesso di organizzare questi 3 giorni del Festival del Cachi, ed è il primo Festival del Cachi che la città di Misilmeri sta facendo. Sindaco, lei mi ha lasciato senza parole perché Isola Verde viene qua per raccontare a chi ci segue da casa che cosa sono i progetti e quali sono i progetti da portare avanti per un sindaco. Vedo che lei ha un tanto entusiasmo, mi fa piacere, vedo che la città la saluta, la chiama, la accoglie e questo mi fa un immenso piacere, quindi io la lascio a fare i suoi lavori e noi continuiamo il nostro giro. Grazie per quello che fa e a dopo. Le origini di Misilmeri risalgono al periodo arabo, quando l'emiro Jafar fece costruire il maestoso Castello dell'Emiro come residenza estiva. Dalle torri del castello si poteva ammirare uno splendido panorama che spaziava dalla vallata del fiume Eleuterio fino al Mar Tirreno. Alla pendice del castello nacque un villaggio che prese il nome di Misilmeri, dall'arabo Menzel el-Emir, ovvero villaggio dell'Emiro. Anche il dialetto locale conserva tracce di quella eredità araba, così come i nomi di alcune contrade. Tra i suoi monumenti spiccano la chiesa madre, che domina la piazza principale con la sua ampia scalinata e il rosone centrale. Misilmeri è anche un luogo legato alla storia moderna. Nel 1860, prima dello sbarco dei Mille in Sicilia, Giuseppe Garibaldi, insieme a Nino Bixio e Giuseppe Lamasa, fondò qui il primo comitato per la nascente Italia Unita. La piazza principale porta ancora oggi il nome di Piazza Comitato 1860. Oggi con Isola Verde vi porto a Contessa Entellina, in Valle del Belice, proprio nel cuore della Sicilia, e là i pascoli con le meravigliose pecore di razza Valle del Belice, e vi racconto la storia di una meravigliosa famiglia siciliana. Tutto ha inizio
3 generazioni fa, con i nonni che credono in questo territorio e credono assolutamente nell'allevamento e nella pastorizia. Poi i genitori fantastici, Giovanni e Maria Stefania, danno forma a un sogno che oggi viene portato avanti da 4 giovani ragazzi, preparati, competenti, innamorati del territorio e di questa professione. E allora il meraviglioso latte diventa un magnifico prodotto siciliano, straordinari pecorini DOP, la vastedda del Belice e tanti altri formaggi che proprio grazie a questa meravigliosa azienda che vi racconto tra un po' diventano realtà e diventano fiore all'occhiello della Sicilia in tutto il resto d'Italia. E allora siamo pronti a un nuovo racconto di Isola Verde. Proprio nel cuore della Valle del Belice oggi comincia il racconto di Isola Verde e vi racconto la storia di una famiglia e di 4 giovanissimi fratelli e vi presento immediatamente Carolina Lala. Carolina, benvenuta a Isola Verde. Grazie, benvenuti a voi. È un piacere grandissimo conoscerti, conoscervi, conoscere questa storia di una famiglia che ha deciso di investire su questo territorio, che ha deciso di investire in Sicilia ed è una storia che comincia, Carolina, con i nonni. Sì. Noi siamo infatti la 3ª generazione. E tutto ebbe inizio con i nostri nonni che si occupavano dell'allevamento di bestiame sia bovini che ovini e della coltivazione appunto di seminativi. Dopodiché i miei genitori hanno comunque continuato quello che hanno ereditato in qualche modo dai nostri nonni. E hanno dato una svolta all'azienda, lo possiamo dire. Sì, nel 2008 hanno deciso di concludere il processo produttivo del latte, quindi con lo stabilimento del caseificio e quindi la trasformazione dal latte in prodotto finito. Nel 2008, voi ancora eravate piccolini, no? Qualcuno piccolini. forse non era ancora nato, eravate piccolini, però già cominciavate a crescere con quest'idea di poter fare qualcosa per questo territorio, di poter fare qualcosa per la Sicilia e pensate tutti e 4, 3 sorelle e un fratello, non avete pensato di andare fuori, di cambiare professione, ma di restare qui e continuare a portare avanti questo mestiere antico? Sì. Abbiamo comunque ognuno di noi ha conseguito degli studi, ma abbiamo voluto appunto investire e continuare a quello che ci hanno dato i nostri genitori e i nostri nonni. E da lì appunto nel 2011, grazie al PSR Sicilia, con l'insegnamento dei giovani agricoltori, dei giovani imprenditori in agricoltura, abbiamo deciso appunto di rinnovare la nostra azienda. Allora, proprio alle nostre spalle, ho capito, da quelle parti ci sono le pecore al pascolo e la pecora che oggi vi raccontiamo è un'altra razza autoctona siciliana, è la pecora della Valle del Belice. Razza Valle del Belice, sì. Che ha delle caratteristiche sue proprie, ovviamente. Ha delle caratteristiche proprie in quanto ha una produzione un po' più elevata nella stagione invernale e primaverile, poi ha un abbassamento della produzione del latte in estate. Tu mi spiegavi che la mungitura avviene 2 volte al giorno, quindi al mattino molto presto, in serata, il latte ovviamente una volta munto arriva qui, da questa parte c'è il caseificio e c'è tuo fratello Giuseppe. Sì, volevo dirti che Sì. la mungitura avviene ancora manualmente. Per conoscere. Sì, certamente. E allora adesso vi presentiamo Giuseppe, il casaro della famiglia Lala e dobbiamo semplicemente fare 2 passi e voi li fate con me per entrare all'interno del caseificio. Andiamo. Il racconto della famiglia Lala continua, vi presento adesso il casaro che è Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, piacere. Grazie per averci aperto le porte di questo Piacere tutto luogo nostro. magnifico, così bello, dove parliamo di Sicilia e qui diciamo siamo al cospetto delle tue piccole creature, un po' figli tuoi questi sono, no? Sì, sì, Perché già esattamente. tua sorella mi ha spiegato che qui il latte arriva 2 volte al giorno, arriva la sera, arriva al mattino molto presto. La caratteristica è che voi il latte non lo pastorizzate. No, solo latte crudo. Solo latte crudo. Il latte arriva e allora quello che arriva la sera tu mi spiegavi viene messo Sì, qui la per sera mantenere viene la messa temperatura. nella vasca refrigerante per tenere a mantiene la temperatura, circa temperatura. 4 gradi.
E poi viene riscaldato il latte a una temperatura dai 38 ai 40 gradi. Quindi comunque un latte che non viene pastorizzato. Quanti anni hai, Giuseppe? 33. E come Gli anni di Cristo. come ti sei innamorato di questo mondo così bello? Così Ma tramite la affascinante? passione dei miei genitori, mi piaceva pure. Una tradizione familiare. Una tradizione familiare. Una volta che il formaggio qui diciamo viene preparato va in stagionatura. Sì. E la stagionatura... Questa no, la vascetta si mangia, è un prodotto fresco. Quindi questa si mangia così. Sì. Quelli che vanno in stagionatura vanno invece dall'altra Sì, parte. nella cella... Mi porti a vederla? Sì. E allora Mi tra piace. pochissimo con Giuseppe andiamo a vedere la cella dove stagionano i pecorini, dove stagionano i formaggi e vi racconteremo anche che ognuno di questi formaggi, anche a garanzia dell'utente finale, ha delle timbrature, ha delle marchiature che raccontano proprio la storia di quel pezzo di formaggio, ma tutto questo ve lo raccontiamo tra un istante. Un'altra delle anime importanti del feudo pollichino è proprio questa zona dove invece, Giuseppe, tu mi raccontavi, i formaggi vanno a stagionare. Qui siamo nel regno del pecorino DOP, giusto? Sì, sì, esattamente. Quanto sta mediamente a stagionare un pecorino? Ma mediamente il disciplinare prevede che già a 6 mesi si può essere marchiato con la marchiatura a fuoco. Quindi quello è il momento nel quale tu marchi e da disciplinare è tutto a posto. Sì, però ovviamente si può pure far maturare di più, 12 mesi, 16 mesi. Quindi varia la stagionatura Sì, anche sì. in virtù del gusto che vuoi dare Di al più formaggio. stagione, più il formaggio è più forte. Quelle forme che magari non rientrano esattamente nel disciplinare non vengono marchiate ma vengono utilizzate lo stesso, non si butta Sì, nulla. vengono utilizzate, però ovviamente il disciplinare prevede che se ci sono gonfiori o qualche spaccatura non le marchiano. Quindi non può diventare No, pecorino pecorino DOP, sigillato DOP ma lo può stesso diventare. può essere Sì, può comunque essere venduto ovviamente sul venduto. mercato. Senti, mi piace molto spiegare e raccontare come ognuna di queste forme, ognuna di queste pezze di formaggio ha delle diverse marchiature. Me le racconti, me le spieghi? Sì. Vediamo? E allora, questo diciamo è il numero G, il numero identificativo aziendale. Ok. Mentre questo è il numero progressivo che c'è scritto pecorino siciliano DOP stagionato Perfetto. per ogni singolo numero di formaggio. Qua è il marchio a fuoco del pecorino siciliano DOP con lo stemma della Trenachia. Quindi quando noi abbiamo questi tre marchi sulla forma, abbiamo la formaggio certezza che il è al formaggio 1000 per 1000. al 1000 per 1000 è un DOP, è un formaggio DOP, di grande sì, qualità sì. siciliana. Andiamo al pascolo così vediamo anche questa meravigliosa razza autoctona siciliana che proprio è la razza pecora Valle del Belice, ma io ancora ho qualcosa da raccontarvi, proprio qui, proprio grazie a questi 4 giovani ragazzi siciliani e che davvero fanno venire la voglia di innamorarsi di questa meravigliosa isola. E allora restate con noi con questo racconto dal cuore della Sicilia, dal cuore della Valle del Belice. Non vorrei disturbare più di tanto Ottavio, ma praticamente la ricotta è pronta, giusto Sì, è Ottavio? pronta. Conosciamo Sta- l'altro è salita. casaro, la ricotta è salita e quindi qua siamo a una temperatura, mi dicevi, di circa 80 gradi? 80-82 Quindi circa. la ricotta sale e tu stai in questo momento Sto raccogliendo. progressivamente. Vedi, io ero convinto che il canestro si riempisse tutto in una volta, invece no. La delicatezza della ricotta è proprio questa. Piano piano, ad uno, bella fina. Ecco qui e mano a mano questa si va riempiendo. Sì. Senti, quanti canestri riesci a fare oggi bene o male con questa ricotta? All'incirca oggi con il latte che ho un 23-24 da un chilo. All'incirca. 23-24 canestri. Te lo chiedo, ci provo, ma si può assaggiare? Sì, certo. Ma io ero già pronto. Se no, Io ero già pronto, eccoci qua, guardate che ho qua. Vediamo un po', anche perché voglio. Ecco. Guarda che meraviglia, ragazzi, a parte che è veramente profumatissima, caldissima. E qua stiamo parlando ovviamente di ricotta di pecora del Valle del Belice, non dimentichiamolo che è una razza autoctona, è l'ideale per fare la colazione. sì. Perché è un certo. prodotto leggero, nutriente, gustosissimo, buonissimo. In tante molte prima era Facevano proprio la colazione così. dei pastori. Ma hai capito, è La fantastica mattina. veramente. Ottavio, grazie, io ti lascio continuare a fare il tuo lavoro, quindi abbiamo visto che qui la ricotta oggi è pronta, vi abbiamo raccontato già una marea di cose, una più bella dell'altra, e però adesso ci trasferiamo al pascolo.
Questa magnifica famiglia siciliana non finisce di stupirci e ora incontro Nicoletta. Ciao Nicoletta, anzi Salve. dottoressa, perché Nicoletta è in buona sostanza l'agronomo dell'azienda e la incontriamo proprio qui al pascolo. Ci siamo trasferiti rispetto al caseificio che rispetto a noi è da quella parte e abbiamo al nostro cospetto questa razza autoctona siciliana. Quindi intanto ti chiedo immediatamente quali sono le caratteristiche che ha la razza della pecora Valle del Belice, Nicoletta. La caratteristica principale di questa razza è la capacità di produrre latte tutto l'anno, quindi anche durante la stagione estiva lei produce latte. Quindi produce latte continuamente. Esatto. E un'altra grande caratteristica della quale vi vogliamo parlare oggi è ciò che mangiano queste pecore, perché ovviamente ciò che mangiano poi è ciò che mangiamo noi quando i formaggi arrivano sulle nostre tavole. Esatto, sì, sono pascoli naturali, pascoli polifiti, ma ci occupiamo anche della coltivazione di grani antichi e grani moderni che vengono avvicendati alle leguminose da granella, in particolare la sulla. La sulla che è in grado di arricchire sia la fertilità del suolo ma anche di rendere poi la coltura successiva ricca sia in termini qualitativi ma in termini anche quantitativi. Quindi un risultato perfetto in buona sostanza. Sì. Senti, mi piace anche dire che voi siete state tra le prime aziende siciliane ad avere la certificazione biologica. Da più di 20 anni voi siete un'azienda biologica e questo, come io dico sempre, è una garanzia di qualità per il consumatore finale, ma è una garanzia per il luogo dove viviamo. Assolutamente sì, perché la tutela del nostro paesaggio, dell'ambiente in cui ci troviamo è la prima garanzia per il consumatore finale. Grazie Nicoletta, ti lasciamo al tuo lavoro e io ho ancora tante sorprese da mostrarvi all'interno di questa puntata di Isola Verde, la Sicilia che produce, la Sicilia questa che ci fa innamorare. Pare che la città di Misilmeri abbia un simbolo, ma un simbolo molto importante. E noi abbiamo Flavia Maria che ce lo racconta, però prima di raccontarci, come vi chiamate? Tu come ti chiami? Lo Burgio Gaia, Alice Lorito, Beatrice Schimmenti, Ginevra Giannini, Flavia Maria Bullara. E che istituto siete? Noi frequentiamo l'istituto comprensivo Guastella Landolina. E ci racconti la storia di questo simbolo così importante per voi e per questa comunità? Allora sì, innanzitutto il loto è il simbolo più importante di Misilmeri, è apprezzato per il suo gusto dolce e succoso e infatti è utilizzato nella preparazione di torte e crostate. Allora, il loto arriva in Europa nel XVI secolo perché ha origini cinesi, infatti proviene dalla Cina centro-meridionale e in Italia la prima città in cui arriva è Firenze, nel giardino di Bobboli. Nel 1692 qui a Misilmeri viene realizzato un orto botanico ad opera di Don Francesco Bonanno, che si avvale anche dell'aiuto del francescano padre Francesco Cupani da Mirto, che è proprio colui che fa inserire la pianta del loto nel nostro orto botanico con funzione sia ornamentale che scientifica. Quindi il loto viene apprezzato per l'albero da frutto che è a partire dal 1925-1930. Quindi la sua produzione occupa più di 250 ettari di area produttiva e all'inizio venne coltivato come cultivar farmacista onorati e innestato su Diospyros virginiana. Il termine Diospyros è formato da due sostantivi greci, cioè Dios che significa Dio ed è rivolto al dio Giove e Pyros che significa frumento. Infatti in un linguaggio volgare siciliano il loto viene chiamato anche Pirariddio, proprio perché ha queste proprietà sazianti e questo gusto così dolce e travolgente, veniva consumato anche con il pane dai nostri avi in tempi di carestia poveri perché era un frutto economico. Allora, io devo dire una cosa, che lei ha raccontato questa storia, ma in realtà tutte loro sapevano questa storia, però per questioni televisive noi dobbiamo chiaramente concentrare tutto su una persona, ma in realtà io il voto lo do a tutte voi perché siete state bravissime e soprattutto avete raccontato qualcosa della vostra città che molte persone non sanno, quindi brave, continuate così, per me il voto è 10.
Sono con padre Rosario Francolino e ho saputo che padre Rosario è un parroco molto agguerrito, nel senso buono del termine, perché è molto vicino ai giovani. Io mi rifaccio a un'espressione di Papa Giovanni Paolo II, quando parlava dei giovani diceva: voi non siete il futuro della Chiesa, voi siete il presente della Chiesa. E quindi lavorare nel mondo giovanile significa non solo aiutare loro a comprendere quali siano le loro scelte future, quelle che siano le prospettive che possono mettere in campo, ma soprattutto significa dare fiducia ai ragazzi, perché molto spesso il problema più grande dei nostri giovani è che non hanno una prospettiva lungimirante, si vive la precarietà, una prospettiva molto fragile e quindi molto spesso chi riesce nello studio va via, chi non riesce rischia di non trovare lavoro. Quindi anche questi eventi sono molto preziosi perché ci dicono che Misil Mary ha una ricchezza di colture, di prodotti che possono creare lavoro. Bisogna creare piuttosto una mentalità che non faccia fuggire i ragazzi. Padre Francolino, io la ringrazio, buon lavoro e grazie per la sua ospitalità e la pazienza. Grazie. Il momento più bello qual è? Quando si parla con i giovani. Perché? Qua c'ho questa meravigliosa classe. Tu come ti chiami? Laura, Miriam, Beatrice, Jacopo, Giuseppe, Professoressa? Nicoletta. Anzi, maestra? Nicoletta. Maestra Nadia. Allora, che storia mi volete raccontare? Brevemente. la leggenda del loto, Kaki, come viene chiamato, che dentro questo loto c'è un osticino dove all'interno c'è una forma di colore bianco che può essere o il cucchiaio o il coltello o la forchetta. Se troviamo il cucchiaio vuol dire che abbiamo un inverno nevoso. Se troviamo la forchetta significa che quest'inverno sarà mite. Se troviamo il coltello vuol dire che ci sarà un inverno piovoso. Secondo voi come sarà? Noi nevoso. Noi abbiamo aperto dei semi e abbiamo trovato il cucchiaio, però tutto non è sicuro perché dal tempo non si vede. Sarà proprio nevoso. È sempre una leggenda, quindi è bello crederci e vivere con questa leggenda. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. Amici di Isola Verde, era il 1787 quando Goethe definì questo luogo che sto per raccontarvi oggi il promontorio più bello del mondo. Ci troviamo proprio ai piedi del santuario di Santa Rosalia, ci troviamo a circa 500 metri di altezza sul livello del mare e oggi stiamo per raccontarvi un luogo amato da tutti i palermitani, ma anche un luogo che deve essere amato da tutti i siciliani, perché proprio qui all'interno di Monte Pellegrino, ma arrivando fino giù al Parco della Favorita, c'è una riserva naturale orientata assolutamente straordinaria, istituita nel 1995, è uno scrigno di biodiversità, è un altro dei grandi tesori siciliani che noi vi raccontiamo all'interno di questa trasmissione. Pensate, questa è la scalinata che ogni 4 settembre viene percorsa dai devoti, dai fedeli di Santa Rosalia, perché un altro fatto storico, a metà tra leggenda e storia, racconta che qui nel 1624 vennero ritrovate proprio le ossa di Santa Rosalia. Era un momento terribile per Palermo, in città imperversava una terribile peste che mieteva vittime. Vennero ritrovate le ossa, la peste fu debellata e nel 1625 venne eretto questo santuario. Oggi vi racconteremo tutto questo e vi racconteremo di questa riserva naturale orientata gestita dai Ranger d'Italia, un altro luogo magnifico che merita il racconto di Isola Verde.
È un grande polmone verde ed è un polmone verde a un passo da una grande città, qual è la città di Palermo, ma oggi sono felice di raccontarvi la riserva di Monte Pellegrino con il direttore che è Giovanni Provenzano. Giovanni, benvenuti. Benvenuto a te a Isola Verde, grazie intanto per averci accolto in questo luogo così bello, così meraviglioso, nel cuore della città di Palermo, e qui già comincia a farci vedere un posto assolutamente evocativo, molto bello, perché qui siamo praticamente a fianco del Gorgo di Santa Rosalia. Questa è una riserva che fu istituita nel 30 anni fa, 30 anni fa, festeggiamo ora i 30 anni, proprio per proteggere la biodiversità legata principalmente alle piante rupicole, che sono gli endemismi siculi che vivono nelle pareti rocciose, per l'avifauna, essendo Monte Pellegrino ricca di avifauna ma anche rotta migratoria, ma anche per l'aspetto geologico, perché all'interno delle riserve ci sono più di 64 grotte, grotticini, abissi, alcune dei quali due sono inserite anche nei geositi, nel catalogo dei geositi. Quindi c'è veramente tutto, c'è veramente tanto. Questo è uno scrigno di biodiversità, di tesori veri. E la veri. biodiversità ci lega proprio a questo luogo, proprio perché è un luogo dove vengono a riprodursi due specie di anfibi siciliani, il rospo smeraldino siciliano e il disco grosso di Pinto, che hanno bisogno di acqua per la fase sia proprio di riproduzione e di diciamo, metamorfosi poi dei girini. Ma è un luogo ricco di tantissima biodiversità, perché l'Università di Palermo, il Dipartimento Stebici e FLO fa un monitoraggio continuo da anni per la presenza di numerose specie di insetti, alcuni ancora non presenti in Sicilia, quindi uscirà a breve una pubblicazione con l'aggiornamento, perché c'è tantissima vita in pochissimo spazio. Ci tengo a dire che proprio qui in questo momento c'è in atto un progetto che non possiamo permetterci, lo dico da siciliano, di lasciarci scappare, no? Sì, è un progetto finanziato proprio dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per riportare questo luogo alla naturalità, togliere questo muro in cemento che fu fatto per aumentare l'invaso, certo, quando furono fatti i rimboschimenti a Monte Pellegrino, quindi serviva l'acqua per irrigare le piantine. Eliminare gli eucalipti. Eliminare gli eucalipti, sia perché rendono poco visibile questo gorgo e gli uccelli, per cui diciamo, c'è un interscambio anche con altre zone umide, e perché questo attorno venga messa una pietraia del rovi, arbusti che servono come riparo ai rospi prima della riproduzione, dell'accoppiamento, ma anche gli uccelli proprio per fermarsi, trovare cibo e acqua. Già che c'è acqua a Monte Pellegrino è un miracolo, certo, perché per la natura calcarea del monte, certo, non è facile che rimanga in superficie, ma vada ad alimentare le falde idriche. Assolutamente, diciamolo. Quindi ecco, attenzione, soglia dell'attenzione altissima, ci teniamo particolarmente, e anche noi accenderemo i fari su questa vicenda. Avete capito già da subito dal nostro incontro con Giovanni Provenzano che vi racconteremo questo posto, ve lo racconteremo bene nel dettaglio. È una passeggiata magnifica quella che stiamo facendo questa mattina con Giovanni, con il direttore, anche perché la giornata, devo dire, è particolarmente bella e quindi ci invoglia a parlare tanto della riserva Monte Pellegrino. Giovanni, mi hai portato in un altro posto veramente stupendo, qui siamo su un affaccio straordinario, il consiglio è sempre lo stesso, venite a vivere questa esperienza in prima persona, e questo è l'affaccio San Pantaleo, no? Perché ci vediamo proprio, ecco, affacciati sul boschetto, sul bosco di San Pantaleo, che è quelle nostre spalle. Sì, perché la conformazione di Monte Pellegrino permette di avere diversi tipi di vegetazione, quindi diversi aspetti vegetazionali. Uno di questi è il bosco naturale, come è questo del bosco San Pantaleo, ma venendo qua abbiamo attraversato i rimboschimenti di conifere, o gli aspetti legati proprio agli ambienti rocciosi, quindi le pareti rocciose, le zone agricole nel Parco della Favorita, tutte queste tipologie di ambiente. C'è un mondo all'interno del mondo. C'è un mondo all'interno del mondo, anche le praterie importantissime per l'avifauna, e proprio questo appunto consente di avere una fauna ricchissima. Monte Pellegrino ha più di 40 specie nidificanti presenti sul monte, oltre alle specie poi migratorie, e questo è un punto proprio panoramico anche per vedere le rotte migratorie.
e l'avifauna è importante sia i grossi rapaci che è facile vedere come il falco pellegrino, la poiana e il gheppio, ma anche uccellini che di solito li sentiamo solo cantare, tutti i fringillidi. Qui possiamo vedere, peraltro ci sono diversi nidi artificiali collocati proprio per monitorare queste specie, ma per monitorare anche altra fauna come il coniglio selvatico, la volpe. Abbiamo delle fototrappole perché comunque se non conosci non puoi tutelare, non puoi proteggere. Il racconto di Isola Verde oggi con il direttore continua, tra un po' ci saluteremo, ma non perdete davvero questo tempo che stiamo dedicando a questo posto siciliano così bello. Dei 1000 e più ettari di riserva naturale orientata di Monte Pellegrino e circa 270 si trovano proprio nel cuore di Palermo. Direttore, qui siamo al Parco della Favorita e ci troviamo davanti a un monumento della natura straordinario. Pensate, quest'ulivo ha più di 1000 anni e prima, riflettendo con Giovanni, dicevamo era già qui quando Rosalia, non ancora Santa Rosalia, e probabilmente avviava il proprio cammino verso il Monte Pellegrino. Sì, è un ulivo che noi definiamo un monumento vivente. Un albero che racconta la storia, potrebbe raccontare la storia del parco, un parco che è relativamente recente rispetto a lui perché fu istituito, voluto da Ferdinando III di Borbone alla fine del 1700, era un parco reale. Quindi quando è arrivato lui già aveva 800 anni, un parco che ha tanto da raccontare proprio per l'impronta che ha lasciato Ferdinando, i monumenti che ha realizzato, le aree boscate, tutto quello che è stata sia attività agricola ma anche allora venatoria, quindi boschetti per la caccia. Una riserva che è anche una zona speciale di conservazione, quindi un'area Natura 2000, quindi importantissima per la tutela della biodiversità. Ma proprio quest'albero è anch'esso un luogo di biodiversità, perché questi alberi storici, questi alberi vetusti, oltre a raccontare una storia, ad essere importanti per l'età, sono anche alberi importanti proprio perché sono un rifugio per altri animali, la presenza del legno morto che è importante per gli insetti xilofagi, sono anche luogo proprio di piante briofite che possiamo chiamarli punti di incontro di vita per altre piante, e quindi per noi è un luogo simbolo inserito in questo contesto del Parco della Favorita che fa da cuscinetto fra la città e il promontorio, con questa valle del Porco che conduce a 2 passi al santuario di Santa Rosalia. Giovanni, grazie. Questo luogo che devo dirvi negli anni è stato bonificato in maniera veramente magnifica, che oggi è vivibile e vissuto dai palermitani, dalle palermitane che magari qui vengono a fare la passeggiata piuttosto che la corsetta, ed è un luogo che è stato finalmente restituito in maniera intelligente alla città. E oggi vi abbiamo voluto raccontare un altro spaccato importantissimo della nostra terra, proprio nel cuore di Palermo, una riserva naturale orientata grande, con tantissima biodiversità, testimonianza del fatto che questa terra ha veramente bisogno di persone appassionate, competenti, che la amino davvero. Il racconto di Isola Verde continua. Grazie ancora, Giovanni. Grazie a voi. Assessore Amodeo, ci troviamo in questa meravigliosa piazza, ma i progetti dell'amministrazione comunale per il turismo a che punto stanno? Avete chiesto fondi? Perché l'agricoltura mi sembra che sta galoppando bene. Questa amministrazione guidata dal sindaco Rosario Rizzolo si è impegnata tantissimo a dare un volto nuovo a questa città, come lui ama dire. Era l'impegno che aveva preso con gli elettori in campagna elettorale e l'ha mantenuto. Abbiamo circa 70 milioni di euro incamerati di progettualità, anche PNRR ma non solo. Potrei citare tantissime opere perché 70 milioni sono davvero tante. Voi lo vedete, siete circondati da cantieri. Il rifacimento del corso principale è certamente uno dei più importanti e dei più visibili. Ma insieme a questo la condotta, ma insieme a questo, se vogliamo parlare dal punto di vista turistico, il parco urbano del Castello. A brevissimo partirà un progetto che accoglierà le famiglie e i bambini in un parco giochi nuovo che verrà realizzato anche lì. E poi ancora, per parlare di un impegno economico davvero piccolo, perché non è costato molto ma è significativo, l'orologio che sta praticamente sopra il prospetto del Palazzo Comunale non funzionava da oltre 20 anni e torna a funzionare l'orologio con la sua luminosità e con il suo ticchettio, ma tantissime altre sono ancora le opere. Una cosa
perché ci preme tanto informare di questo i cittadini. La realizzazione di un urban center, un luogo aggregativo, anche quello farà turismo, perché noi ci candidiamo ad ospitare mostre importanti, eventi di eccezione, quindi potrei continuare l'elenco, però rischia di diventare noioso per chi ci ascolta. No, perché sennò ci confondono, perché se ho detto questa è una città in fermento, ho detto al sindaco, quindi vedo che questa città realmente è in fermento, perché avete tanti quei progetti e programmi che insomma vi fa onore. Diciamo che ti invitiamo a tornare a Stretto Giro per vedere se le cose di cui stiamo parlando stamattina saranno già realizzate e come, e chiederti poi un consiglio di cosa ne pensi. Ma questo... Voglio aggiungere all'assessore Amodeo, ti chiedo scusa, che a giorni partiranno anche i lavori dell'obelisco di Gibilrossa, un'altra parte storica di Misilmeri, un'altra contrada, frazione storica di Misilmeri importantissima. Piazza Comitato 1860, perché questa piazza prende questo nome? A Misilmeri e in particolare a questo luogo, a questa piazza, si legano le sorti, sono state appunto associate le sorti dell'Unità d'Italia, perché proprio da questa piazza e nello specifico in quel palazzo lì di fronte, proprio da questo luogo presero le mosse, quelle che poi furono le campagne garibaldine. L'importanza della Chiesa Madre. La Chiesa Madre è forse dopo il castello il monumento più rappresentativo di Misilmeri. Venne costruito in questo luogo, proprio in questa piazza, dove passava una strada romana, l'antica strada romana Valeria Pompeia, che dalla città conduceva verso l'interno dell'isola, per cui era un luogo di passaggio obbligato. Lì c'era un fondaco, una fonte d'acqua, e i baroni del Bosco, quando acquistarono la baronia di Misilmeri, decisero di spostare il centro urbano dalle faldi del castello più in giù, in questo luogo dove ci troviamo, e vi costruirono questa imponente chiesa madre iniziata nel 1553, che doveva rappresentare anche il potere dell'epoca. Io devo dire che, cari amici a casa, voi dovete venire a Misilmeri, perché ci avete raccontato tante cose e tante ancora devono arrivare. Quindi io vi ringrazio e noi continuiamo il nostro giro su questa meravigliosa tavola. Bellissima chiusa a Sclafani. Qui in provincia di Palermo c'è il Mulino San Giuseppe. Da 3 generazioni la famiglia di Giorgio fa un grandissimo lavoro sui grani siciliani e li tramuta in farina. E allora qui c'è anche tanto biologico, qui c'è sostenibilità, qui c'è impatto zero, qui c'è la Sicilia che amiamo raccontare, qui c'è il grano che diventa farina. Mantengo sempre le mie promesse, vi avevo promesso che vi avrei fatto conoscere un mugnaio moderno ed eccolo qui, lui è Salvatore Di Giorgio. Salvatore, benvenuto a Isola Verde, grazie per averci accolto in questo mulino. Nell'immaginario collettivo tante volte pensiamo che il mulino sia quello che ricordiamo magari dai racconti, dai romanzi, questo vecchio mulino a pietra. No, il mulino oggi è assolutamente calato nella realtà contemporanea e tu sei un mugnaio moderno, giusto? Sì. Mugnaio moderno, perché insomma siamo alla terza generazione, quindi come tutte le cose si va a... Ci si evolve, ci si va a ingrandire, e quindi siamo arrivati. Terza generazione, sì, vuol dire che questa attività l'ha cominciata il nonno, poi ci sono stati papà e mamma, ora tocca a te e a tua sorella. Sì. Come hai deciso di fare questo mestiere? Ho svolto tutti i miei studi, giustamente, perché è giusto che... poi dopo la scuola papà... ti ha chiamato un giorno. Mi ha chiamato un giorno, sediamoci un attimino. Guardandoci con mia sorella abbiamo deciso di andare avanti con l'attività che nonno ci ha lasciato, papà ci lascerà, ma che bello, ci ha aiutato fino ad ora e continua a aiutarci. È una bellissima storia anche questa di una famiglia siciliana che crede alla fine tanto in quello che i nostri campi ci danno, perché voi il grano che arriva lo fate diventare farina e tra un po' mi racconterai anche qual è la differenza delle farine, dei grani, mi racconterai anche come e perché oggi più che mai è importante rivolgersi e parlare di grani antichi.
Certo, i grani antichi sono una rivalutazione del nostro prodotto, in quanto sono grani non geneticamente modificati, ma in purezza, ancora come si facevano una volta, spiga alta, quindi non hanno bisogno nemmeno nel campo di prodotti fitofarmaci, tipo di serbi, perché già la spiga fa morire le erbe infestanti. Quindi è grande garanzia, e se non ci fosse stato chi come Salvatore credeva in questa professione, probabilmente oggi tante di queste specie le avremmo perse e non potremmo parlarne. Senti, alle nostre spalle c'è il mulino, andiamo? Sì, andiamo. E allora adesso con Salvatore comincia davvero il racconto di come il grano diventa farina grazie al mulino San Giuseppe. Andiamo. Eccolo qua, questo è il nostro meraviglioso grano siciliano e parliamo un po' a voce più alta perché siamo proprio all'interno del mulino durante la lavorazione, quindi in questo momento il grano sta per diventare farina. Allora, Salvatore, mi dicevi che il grano arriva qua, sporco in buona sostanza, sì, dalla campagna. E la prima fase è quella della pulitura che avviene qui. Sì, questo è il castelletto della pulitura, dove noi andiamo a togliere tutte le sementi che non sono grano, dove andiamo a togliere le pagliuzze, la polvere, il grano rotto, grano minuto, quindi lo portiamo si seleziona e si trova un grano calibrato, che praticamente in buona sostanza è proprio questo. Sì, è questo. Attenzione, perché tutte le parti di scarto in realtà qui non sono scarto, perché vengono raccolte e hanno un'altra destinazione. Foraggio animale. Ah, ecco, diventano foraggio animale. Sì. Questo è il mulino a cilindri e arriva nella prima macchina, dove qua possiamo vedere il grano che entra, l'alimentazione, questo è ancora il grano, dopo di ciò inizia la prima fase di schiacciatura, poi qua sotto iniziamo la trasformazione, il chicco già viene frantumato e iniziano i vari prodotti, la semola, poi da qua sale sopra dove c'è la superficie setacciante e i prodotti vengono setacciati. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra farina, la farina va nella fariniera. Sì, nelle silos della farina, sì. E a quel punto diciamo il prodotto è pronto. Il prodotto è finito, è pronto per andare all'insacco, è diviso. Senti, questa è la molitura fatta con la macchina a cilindri. A cilindri, ma sì. voi avete anche un moderno mulino a pietra. Sì, l'abbiamo fatto nel 2017, un mulino moderno a pietra. E allora mi fai vedere anche questo? Certo, è normale. Qui abbiamo il mulino a pietra, perché Salvatore, questa è una pietra e sotto c'è un'altra pietra che gira. Gira e abbiamo la granulometria. Perfetto. Quindi lo spessore della farina sarebbe. Che tu puoi riuscire a regolare da questa manopola. Manoverna, sì. Mi piace sottolineare un'altra cosa, proprio grazie alla regione, proprio grazie ai fondi regionali nel 2017 tu hai potuto mettere questo mulino. L'abbiamo fatto con i fondi regionali. E quindi un'altra gran bella realtà. Buon lavoro a voi, veramente grazie. a Salvatore Di Giorgio che oggi ci ha ospitato all'interno del mulino San Giuseppe e vi abbiamo raccontato come il grano diventa farina e come poi arriva sulle nostre tavole. Con Isola Verde arriviamo a Partinico, all'oleificio Fratelli Bacchi. Qui tradizione e innovazione si sposano alla perfezione e da 3 generazioni la famiglia Bacchi regala a tutto il mondo un olio assolutamente magnifico e straordinario. Pensate che proprio qui sulle colline di Partinico abbiamo delle cultivar molto particolari. Oggi vi parleremo di Cerasuola, ma vi parleremo anche del DOP Val di Mazzara e soprattutto vi parleremo di un frantoio che davvero dà una grande opportunità a tutti i produttori di questa zona. Il racconto di Isola Verde è appena cominciato.
viaggio delle olive qui all'oleificio Bacchi comincia proprio qui, all'interno di queste vasche che vengono riversate ancora con le foglie, ancora con i rami, e cominciano questo viaggio straordinario che le porta a diventare olio appunto, ecco, a firma Bacchi. Io voglio salutare Cristoforo Bacchi, che è il proprietario di questa azienda meravigliosa che ci ospita qui a Partinico. Ci troviamo a Partinico e mi piace immediatamente, Cristoforo, raccontare la storia di una famiglia siciliana che da 3 generazioni produce l'olio. Ha cominciato tuo nonno? Assolutamente sì, la nostra è un'azienda familiare, siamo arrivati alla 3ª generazione. Una decina di anni fa abbiamo fatto questo investimento su questo nuovo stabilimento con fondi dell'Unione Europea. Insomma, negli anni abbiamo sempre più ampliato ed innovato i macchinari. Oggi abbiamo 3 linee produttive, abbiamo dei macchinari tecnologicamente avanzati che ci permettono di ottenere, insomma, un prodotto di alta qualità. Mi pare di capire che accanto alla passione, accanto alla buona volontà degli agricoltori siciliani, tante volte questi fondi che arrivano anche grazie all'intervento della Regione siano determinanti, ma anche probabilmente per invogliare, correggimi se sbaglio, le nuove generazioni a restare in Sicilia. Assolutamente sì, oggi ci sono tutta una serie di fondi e di finanziamenti, insomma, che permettono di incrementare oppure di avviare nuove attività. È chiaro che bisogna sfruttarle al massimo anche per le generazioni future, che possono crearsi delle opportunità di lavoro assolutamente valide. Questa è una zona particolarmente vocata per l'olio e io ho scoperto delle varietà, dei cultivar che non conoscevo, quindi adesso me li faccio raccontare da questo mio nuovo amico. Ho sentito parlare di una cerasuola. Io ero abituato a conoscere il cerasuolo, ma quello è un vitigno. No, quello è un vitigno. La tipica cultivar diciamo, di questa zona è la cerasuola, che è un'oliva che dà un olio molto intenso, quindi con un profumo intenso e con una buona nota di amaro e piccante, che sono le caratteristiche principali insomma, per un olio di qualità. E io poi so che qui producete un olio molto particolare, che è un blend tra diverse cultivar, che è il DOP Val di Mazara. Assolutamente sì, qua siamo al centro del territorio della DOP Val di Mazara, quindi è un olio che viene ottenuto da un blend di diverse varietà, fra cui la cerasuola, una cellara dal Belice e la Biancolilla, che è un olio molto apprezzato soprattutto anche nei mercati esteri e che negli ultimi anni ha avuto sempre più un incremento, insomma, di riconoscibilità e anche diversi premi, insomma, a livello internazionale nei concorsi oleari. Perché gli oli siciliani sono premiati ormai, lo possiamo dire, con un pizzico di orgoglio, anzi con più di un pizzico di orgoglio, e sono apprezzati a livello nazionale ma anche internazionale. Cristoforo, io devo veramente dirti grazie, siamo riusciti a testimoniarvi ancora una volta come la passione, ma la competenza e anche il duro lavoro e la fatica portano poi sulle nostre tavole, ma sulle tavole di tutto il mondo, dei prodotti veramente magnifici, come in questo caso l'olio di queste zone collinari, che è un olio assolutamente indimenticabile. Grazie veramente per essere stato con noi. Il racconto di Isola Verde oggi ci porta a visitare e a conoscere meglio uno degli scrigni di biodiversità più importanti di tutta Sicilia. Pensate che infatti 2/3 della biodiversità siciliana si trovano qui, all'interno del Parco delle Madonie, dal 1989, parco naturale, area protetta, e con un grande intento, quello di comunicare bene ai siciliani e a tutto il resto d'Italia le meraviglie di questo luogo. Ecco, pensate che proprio qui, all'interno dei 40.000 ettari, ci sono le rocce più antiche di Sicilia, risalenti a 230 milioni di anni fa, e anche qui insiste il Picco Carbonara, che è il secondo picco, la seconda montagna più alta di Sicilia. Un luogo davvero meraviglioso che adesso vi racconterò in compagnia del commissario del parco, il dottor Totò Caltagirone. La nostra terra, la nostra Sicilia di essere bella è bella, ma poi va raccontata nel giusto modo, e soprattutto il racconto serve a far innamorare le nuove generazioni. Ecco qui un siciliano che racconta e ha raccontato questa terra
in maniera formidabile. Lui è Totò Caltagirone, Salvatore Caltagirone, commissario di questo luogo magnifico nel quale siamo, il Parco delle Madonie. Intanto, commissario, grazie per averci accolto. Intanto benvenuto Ruggero, benvenuti a tutti voi per quello che state facendo per il nostro parco. Io sono contento, vi accolgo con tanta felicità ed è bello narrare e comunicare quello che questo parco riesce a fare vedere al suo esterno. E io proprio da qui voglio partire, perché lei è uno di quelli che per primi ha capito che comunicare è importante come farle le cose, perché noi abbiamo cose belle, facciamo cose belle, tante in modo che questo luogo sia un luogo non solo da vivere, ma che dà senso di appartenenza a tutti i siciliani. Andiamo. Questo è un vero e proprio patrimonio dell'UNESCO, perché esattamente come alcuni monumenti, alcune strade sono patrimoni mondiali dell'umanità, anche in questo caso la natura diventa patrimonio mondiale dell'umanità, perché questo è un geoparco. Sì. Quindi ci spieghi esattamente cos'è un geoparco? È un geoparco, intanto la geologia, se ci giriamo poco le spalle, ecco, guardate qui, questi è una barriera, una vecchia barriera corallina di tanti milioni di anni fa. È come se noi oggi vedessimo le Maldive, la barriera quella che oggi sono le Maldive, una volta era qua. Le Madonie era qua, sembra strano. Il mare poi si è prosciugato. Si è prosciugato e i fossili sono rimasti, e quindi questo è per questo, soprattutto per questo, che il nostro è diventato un geoparco riconosciuto dall'UNESCO. E quindi noi andiamo fieri di questa cosa, è una cosa per noi importantissima, è un simbolo che ci sta dentro il cuore. E diceva bene lei quando parlavamo di identità. Io dico sempre identità, consapevolezza e appartenenza. Sono queste tre voci che dobbiamo mettere dentro di noi, che si devono fondere una con l'altro e fare capire il tesoro che noi abbiamo in mano. Questo tesoro dobbiamo far conoscere al mondo, e il Geoparco UNESCO ci dà questa grande possibilità. Si parte da qua, però ci tengo anche a sottolinearvi che qua siamo su un'estensione molto grande, molto importante. Quanti ettari copre? Sono 40.000 ettari il Parco delle Madonie. E pensate che circa i 2/3 di tutto quello di biodiversità che c'è in Sicilia si trova all'interno del Parco delle Madonie. È proprio qui, e questa è la particolarità di questo parco, sta tutta lì, è un insieme di flora, fauna, ambiente, natura, geologia, è tutto un tutt'uno che noi vogliamo salvaguardare e tutelare. Questa per noi è la mission più importante. Io non sono un madonita, ma appena sono arrivato qui per la prima volta, li conoscevo le Madonie, ma in modo molto superficiale. Appena ho cominciato a studiare questo libro della natura, è una cosa stupenda, me ne sono innamorato, e oggi sto dando tutto me stesso, ho cercato di dare tutto me stesso secondo quello che posso fare, che sono demandato a fare, perché questo territorio emerga e perché questo territorio ritrovi veramente la vecchia luce e il vecchio splendore di un tempo. È bello conoscere questi posti, ma attraverso la nostra trasmissione è bello conoscere queste persone. Il racconto di Isola Verde continua, perché a noi piace raccontare i posti che ci fanno innamorare, e qui già siamo innamorati. E qui alle nostre spalle c'è l'Anfiteatro dell'Aquacella, è già il nome, è tutto un programma, ed è uno dei motivi per cui questa diventa riserva naturale. Assolutamente sì. Quando la Regione Siciliana nel 1989 costituì il Parco delle Madonie, e poi successivamente le aree delle aree protette della Regione Siciliana, noi facciamo parte del sistema, certo, di questo sistema. Ecco, l'Aquacella fu uno dei motivi delle prime aree protette della Regione Siciliana. Tra l'altro quest'anno ricorrono i 35 anni. Sì, un altro anniversario, che è il 35esimo, perché il Parco delle Madonie è stato costituito nel novembre del 1989 e quest'anno ricorre il 35esimo anniversario. Grazie veramente, commissario, grazie infinite per la sua disponibilità, per l'accoglienza, e oggi più che mai capiamo, ma io questo ve lo dico sempre, quanto sia importanti i luoghi per amarli, viverli in prima persona, un po' come faccio io quando assaggio i tanti prodotti tipici siciliani meravigliosi, bagnati da qualche goccia d'acqua che ci benedice. Il racconto di Isola Verde continua, la Sicilia che ci fa innamorare, che ci fa emozionare, la Sicilia che ci fa sentire orgogliosi di essere siciliani.
Chef Di Cara, che cosa abbiamo preparato? E allora, siamo appunto TED di formazione a Scuola dei Mestieri, siamo qui nel territorio di Misilmeri, rappresentiamo quello che è l'eccellenza oggi dell'enogastronomia del territorio, quindi il cachi di Misilmeri. Con i nostri ragazzi ogni giorno siamo alla scoperta sempre dell'innovazione e di quella che è la valorizzazione di questo prodotto, ma non solo di questo, ma di tutto quello che sono le eccellenze del territorio. Oggi abbiamo preparato con i nostri allievi un risotto a nero di seppia, abbiamo sposato l'idea del mare con la terra, una riduzione di cachi, un cornflakes di cachi, un crumble di pomodori secchi e abbiamo mantecato il nostro risotto con un formaggio del territorio che si chiama tenero belmontese. Da quella parte invece abbiamo un filetto in crosta di castagne, visto il periodo autunnale, abbiamo fatto appunto una riduzione sempre del nostro cachi, un caco disidratato e abbiamo aggiunto un cappuccino alla cannella. E devo aggiungere che questa scuola è l'unica nel sud che ha un ristorante didattico, ovvero hanno un ristorante dove i ragazzi lavorano, si mettono lì e fanno che cosa? Allora, non solo studio. No, il ristorante didattico è appunto il primo della regione Sicilia. Appunto i nostri ragazzi totalmente gestito da loro, oltre a fare le loro lezioni poi hanno servizio di ristorazione al pubblico, loro tutto quello che studiano mettono in campo servendo alla clientela in maniera professionale. Bravissimi per quello che fate, voi siete contenti ragazzi? Mi sembra proprio di sì. Allora Gianni Giardina, io ti adoro, ma qui siamo in un territorio veramente vivo dal punto di vista vitivinicolo. Sì, siamo intanto in provincia di Palermo dove insistono 3 DOC, abbiamo Contea di Sclafani, Contea Entellina e soprattutto la zona di Monreale, DOC Monreale dove ci troviamo, è una DOC di recente costituzione dove si fanno vini d'eccellenza, in particolare qua si valorizza alcuni vitigni autoctoni come il Perricone o Pignatello, il Catarratto e un vitigno internazionale che è il Syrah, che ha trovato veramente l'ambiente ideale per dare prodotti d'eccellenza. Immaginati che fanno anche un vino da dessert con l'uva appunto vendemmia tardiva o passito che dà veramente dei risultati d'eccellenza. In questo territorio abbiamo anche una delle cantine più antiche della Sicilia, la Duca di Salaparuta, 200 anni di storia dove si fanno ormai da secoli appunto prodotti di altissima qualità, è stata la prima azienda a valorizzare il Nero d'Avola con il famoso vino Duca Enrico, era una cantina regionale, quindi gliene si deve dare merito perché è un'azienda veramente leader, orgoglio della Sicilia che fa conoscere i prodotti ormai da tantissimi anni in tutto il mondo. Quindi zona altamente vocata con prodotti d'eccellenza e la parte del Leone la fa questo Perricone che è un vitigno autoctono che darà sicuramente molto di soddisfazione nel futuro. Io lo vedo come il vitigno appunto che sostituirà forse per certi versi il famoso Nero d'Avola, un vitigno appunto del futuro. Meraviglia, dobbiamo parlare col dottor Mirandello che si occupa di agrotecnica. Sì, Qui abbiamo un prodotto d'eccellenza meraviglioso, ma non solo. Il Diospyros cachi. Misilmeri ha una grande tradizione di prodotti di qualità, tra cui spicca appunto il Diospyros cachi. Nel passare del tempo si è chiamato in molti modi, pomo, mela d'Oriente, ma il nome più adatto è appunto cachi. A Misilmeri c'è una superficie di coltivata a cachi di circa 250 ettari, con una produzione che si stima una produzione media annua che si stima tra i 3 e i 4 milioni di chilogrammi. Ultimamente il prodotto viene esportato sia al nord Italia ma soprattutto anche in Europa. Io devo dire che mi avete fatto una panoramica dal piatto, dal vino e dal punto di vista di importanza che questo frutto ha, quindi adesso, caro Gianni, che cosa dobbiamo fare? Chiudiamo con un vino unico del suo genere, sappiamo che con la cioccolata ci sono prodotti che contrastano appunto l'amaro del cacao e qua proprio in questo territorio c'è questa azienda famosa che ha prodotto già in tempi non sospetti l'Ala, l'antico liquore amarascato, che è un vino aromatizzato con la marasca che si abbina perfettamente ai dolci tipici del territorio, soprattutto con quelli a base di cioccolato. Quindi chiudiamo con questo prodotto d'eccellenza. Quindi noi siamo in conclusione, adesso dobbiamo fare un
brindisi e ringraziare la città di Misilmeri per averci accolto e per averci mostrato tutte le sue meraviglie. Allora, noi stiamo versando il nostro vino, siamo pronti per questo brindisi e ringraziare ancora una volta questa meravigliosa città. Un applauso lo possiamo fare. Evviva Misilmeri! Evviva Misilmeri! Grazie a voi. Un'altra storia siciliana, un'altra storia che sa di buono, che sa di olio siciliano. Oggi ci troviamo in contrada Nocilla, a Mezzoiuso, e incontriamo Roberta Lucido. Roberta, buongiorno, benvenuta a Isola Verde e grazie per averci aperto le porte della vostra azienda agricola che parla siciliano, perché intanto, come amo raccontare sempre io, è la storia di una famiglia. Tutto inizia qualche anno fa grazie ai tuoi genitori, grazie ai tuoi zii. Noi nasciamo nel 1999 con mio padre e mio zio. È una bellissima storia che continua, anche perché è una storia che non ci parla soltanto di olio, ma che ci parla di tantissimi prodotti dell'orto siciliano che vanno alla conquista del mondo. Ma di questo parleremo tra un istante. Eccoci qui, questo è proprio il frantoio, abbiamo anche conosciuto il mastro frantoiano, si chiama così, che è la persona che ovviamente si occupa che tutto avvenga nel miglior modo possibile, diciamo con il processo corretto. Tu mi dicevi che questa è assolutamente chiusa, sigillata, quindi c'è anche una garanzia al 100%, ad esempio per l'olivicoltore che viene qui e molisce e voi molite le sue olive. Assolutamente. E lui qua può vedere in tempo reale a che temperatura vengono molite, sa esattamente qual è il tempo di gramolazione. Perfetto. ovviamente ognuno ha il proprio nome di modo tale da non confondere le proprie olive. E dopo la gramolazione il processo continua con la separazione. Sì, la separazione, perfetto, sì. E qui appunto abbiamo la separazione delle parti, le acque di vegetazione, la sanza che poi diventa appunto nocciolino come abbiamo detto, e poi la parte quella fondamentale che è quella dell'olio. Uno dei miei operatori mi ha fatto una domanda, io te la riporto, mi chiede ma cos'è la molitura a freddo? Perché si parla così tanto di questa molitura a freddo? E lui, l'operatore è lui, sì. Sì, la molitura a freddo è una molitura la cui temperatura è inferiore a 27 gradi. Questo significa che all'interno della gramola la temperatura interna non viene sale mantenuta un po' più, diciamo, più bassa e così l'olio è più buono. Assolutamente, certo, sprigiona più profumi, sapori più intensi, tant'è che appunto proprio è un vanto, un tipo di molitura a freddo. Soddisfatto? Mi dice che è soddisfatto, va bene. A questo punto siamo diciamo alla parte finale. Vi ripeto, in questo momento oggi qua non c'è la lavorazione, quindi vi stiamo raccontando tutto quello che comunque accade in buona sostanza ogni giorno. L'olio arriva qui e poi arriva qui. Vediamo questo meraviglioso, vediamo un po'. Ecco, io intanto guardate che meraviglia. Io resterei qui, ma non posso restare qui perché adesso, sempre con Roberta, dobbiamo andare a raccontare le conserve. Quindi restate con noi, questa è Isola Verde, la Sicilia che produce, la Sicilia che ci fa innamorare, la Sicilia gustosa, questo è meraviglioso, grazie Roberta, buonissimo. Grazie a voi. Buonissimo. 3 anni fa la storia della famiglia Lucido si ingrandisce perché arriva Casa Lucido. E Casa Lucido è praticamente, Roberta, raccontamelo tu, il frutto di un sogno, no? Il sogno di continuare a portare sulle tavole dei siciliani, degli italiani, ma in giro per il mondo, le nostre vecchie conserve. Esatto, sì. Sì, grazie a un finanziamento della regione PSR Sicilia abbiamo avuto l'opportunità di ingrandire l'azienda e far nascere quello che oggi è il nostro laboratorio di produzione di conserve e sottoli e la nostra fungaia. Ma che meraviglia! Allora io vi dico immediatamente che c'è anche un orto, ovviamente non è questo il periodo stagionale per poter parlare o per poter vedere le melanzane, però i funghi sì, perché i funghi, mi raccontava prima Roberta, diciamo da ottobre a maggio crescono rigogliosi in questa fungaia. Qualche giorno fa mi raccontava che era stracolma di funghi
funghi, ma devo dirvi che anche oggi, guardate qua che meraviglia, guardate qui che cosa c'è. Questi funghi, pensate, una volta raccolti, tra l'altro tuo marito è micologo, una volta raccolti vengono semplicemente sbollentati e trattati con l'aceto, mi dicevi, e poi si procede direttamente al processo di conserva, quindi ottimo olio d'oliva, si mette il fungo e siamo felici tutti per tutta la vita? Esatto, sì. Però io ho una curiosità, il fungo è questo e questo è mio, e questo è mio, diciamo. E allora direttamente dalla fungaia di Casa Lucido con questo fungo che ormai è il mio, vi portiamo a vedere le conserve. Esattamente come nelle case delle nostre nonne, questa è Casa Lucido ed è bellissimo, Roberta, perché qui i prodotti arrivano direttamente dall'orto e manualmente, attenzione, questa cosa va sottolineata, diventano sottolio, diventano patè. Questo è un processo virtuoso vero, un chilometro zero vero, perché se pensate che la fungaia praticamente è a un paio di metri da noi, l'orto a un altro paio di metri e tutto viene fatto con l'olio che insiste sui 10 ettari attorno a noi, capite come quanto questa veramente sia casa. Curiosità, so che c'è tra i vostri prodotti meravigliosi anche un prodotto fatto con il tartufo sempre siciliano, quindi è una filiera comunque totalmente siciliana. Sì. Ma non solo Sicilia, Roberta, perché so ad esempio che la caponata è molto apprezzata negli Stati Uniti d'America. Assolutamente, sì. Perché questi prodotti vanno in giro per il mondo. Sì, arrivano diciamo un po' ovunque, anche perché riportano un po' anche indietro tutti coloro che insomma sono stati e sono dovuti andare via e questo è un modo come e assaggiano un po' di casa loro. Guarda, io credo molto in quello che dicono gli americani, però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Loro amano la caponata e... gli americani hanno ragione. Roberta, grazie infinite. Questo è il processo più virtuoso che noi possiamo raccontarvi quando vi parliamo di queste cose dell'Isola Verde, ma ancora non ci siamo salutati. C'è il saluto tra un istante con la Sicilia che produce, la Sicilia che ci fa innamorare, la Sicilia che ci fa ingrassare un po', ma vabbè, che volete, che cos'è? Quando una cosa è buona, buona. Un altro giro e un'altra storia, ancora una volta vi abbiamo raccontato con Isola Verde non solo le meraviglie della nostra terra, le prelibatezze di questa terra, ma anche le grandi famiglie siciliane. Quindi Roberta, io sono grato a te, a tutta la tua famiglia che è qui con noi per le emozioni che oggi ci avete trasferito, ma adesso voglio parlare di aziende e quindi voglio chiederti quali sono le sfide che vi aspettano adesso? La sfida che ci aspetta è quella di fare conoscere le eccellenze in tutto il mondo e portare un poco di Sicilia e quanto c'è di bello della nostra terra fuori e farci conoscere da tutti. Io dico che ce la farete, anche perché l'unione fa la forza e l'unione di questa famiglia si percepisce davvero a pelle e credo che si percepisca anche a casa. E questa è la Sicilia che io amo, questa è la Sicilia che mi piace raccontare. Sì, è una Sicilia che produce, è una Sicilia che ci fa emozionare, è una Sicilia che ci fa innamorare e oggi a proposito di Sicilia, ve l'ho detto scherzando, è anche una Sicilia che ci fa ingrassare. Il racconto di Isola Verde continua.